Sono Massimo Follesa, portavoce del coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa. Ci troviamo sul cantiere di Castelgomberto con il tunnel sottoposto a sequestro da parte della Magistratura di Vicenza. È il tunnel dove si è verificato il crollo del torrente Poscola all'interno della galleria Malo Castelgomberto. Il vostro coordinamento si è dichiarato molto preoccupato per gli eventi delle ultime ore. Come mai? Ci siamo preoccupati moltissimo perché negli anni scorsi e anche nei mesi recenti avevamo segnalato questa situazione di sottovalutazione e che avrebbe potuto provocare dei gravi pericoli e rischi per il territorio e per la popolazione. Vista la gravità della situazione, già l'anno scorso avevamo segnalato questi fatti, queste ipotesi alla Procura di Vicenza. Qui sono crollati 2 argini e il letto del torrente e vogliamo capire dalla magistratura se c'è l'ipotesi di disastro doloso. Nel frattempo arrivano indiscrezioni non particolarmente confortanti per quanto riguarda la capacità del soggetto privato concessionario, cioè la SIS, di recuperare i finanziamenti e i prestiti per proseguire l'opera. Da questo punto di vista, che cosa dite voi? Se io fossi un investitore, ancor più se fossi uno straniero, valuterei non solo la voragine, il buco della galleria, ma anche l'ipotesi che questo sia una metafora per il finanziamento economico che dovrei investire nella Pedemontana. Se voi del Covepa in questo momento doveste lanciare un messaggio alla Giunta regionale del Veneto, che messaggio lancereste? Sulla giunta Zaia e su Luca stesso è meglio sorvolare. Gli apprezzamenti guardando queste cose non possono essere che indurci a ridere, al riso, soprattutto lo sbracciarsi e l'impegno su questa questione del referendum, no? Lo ha visto protagonista più che altro di retromarce. Lo vediamo sui vaccini, lo vediamo adesso sui FAS, aspettiamo la retromarcia anche su Pedemontana Veneta.